Benvenuti alla terza puntata della Zanzega. Allora, sono molto contento perché i numeri ci danno ottime posizioni dal punto di vista degli ascolti, dei contatti, web e quant'altro, quindi sono davvero contento di avere un po' rotto il ghiaccio, visto che per chi mi segue dalla prima puntata era la mia prima esperienza televisiva dopo tanti anni di radio. Abbiamo tantissimi ospiti questa sera e questo pomeriggio, per chi ci segue la domenica pomeriggio in replica, e quindi tantissime cose da affrontare. Ci sarebbe un tema, ma poi sforeremo, parleremo di altro, apriremo un sacco di finestre. Il tema è il litorale del nord Italia, e questo si incastrerà a prodotti, eccellenze, turismo e quant'altro. La cosa interessante è che ho ricevuto una mail che volevo riportarvi prima di cominciare l'incontro con i miei ospiti, che mi è arrivata da Bogotà. Una mail abbastanza toccante perché è stata scritta da un signore che risiede da sempre a Bogotà, però ha ovviamente origini trevigiane, nella fattispecie da Ponte di Piave, e dice che si è commosso quando abbiamo parlato di Goffredo Parise con la scorsa puntata il dottor Claudio Rorato, perché probabilmente abbiamo toccato alcune corde, evocato qualche emozione fanciullesca legata probabilmente ai suoi genitori. Detto questo, ringrazio anche chi mi scrive sulla pagina mia personale di Facebook. Ho visto che molti danno i propri commenti anche sul mio taglio di capelli, sull'abbigliamento, tanto che ho deciso di essere molto sportivo e di mettere una felpa, e vediamo cosa questo scatenerà in voi. Detto questo, io faccio un giro di tavolo perché presento questi grandissimi ospiti della Zanzega, a cui facciamo un applauso da casa. Grazie dell'applauso spontaneo da casa. Allora, io parto dalla mia sinistra, anche per sono un cavaliere oltre che un conduttore televisivo. Io lavoro in televisione solo per ricordarvelo. Allora, alla mia sinistra abbiamo Stefania Dalla Pria, che è una blogger. Eccoci qua, Stefania. Benvenuta. Buonasera. Alla Zanzega. Buonasera. Hai qualcosa da dire? Assolutamente ancora no. Bene. Ne parleremo dopo, perché lei comunque è molto seguita sul web, è una blogger che si occupa di dolci fondamentalmente. Abbiamo con noi un personaggio molto conosciuto, non solo nella regione Veneto, nelle Tre Venezie, perché è diciamo così, io l'ho definito un giornalista, e lui mi ha subito sgridato all'inizio perché è un pennaiolo. Giampiero Rorato con noi. Da tantissimi anni si occupa di cucina, possiamo dirlo? Sì, sì, storia della gastronomia. E quindi, voglio dire, i dubbi che io ho saranno assolutamente svelati grazie alla presenza del mister Rorato. Eccolo qua, a casa c'è l'applauso, qui non si sente. Poi sbaglierò sicuramente la pronuncia del cognome, nonostante con Alberto abbia messo l'A sulla lettera A, sulla vocale A. Pierpaolo Dall'Agnola. Grazie. L'ho detto... Giusto? Corretto. Perfetto, sono contento. Grazie, buonasera ai Giornalista, va bene? No, più modestamente lavoro in Confcommercio e seguo le categorie tra le quali la ristorazione. Quindi diciamo proprio della comunicazione legata proprio al mondo della ristorazione. Sì. Perché di questo parleremo anche oggi, anche di una pubblicazione che voi avete prodotto. Poi abbiamo un altro grandissimo personaggio, rappresenta una grande cooperativa che è il Noceto. È con noi il buon Giancarlo Potente, benvenuto. Grazie, buonasera. Nome importante il suo, eh? Beh, importante che i fatti hanno ragione nel nome. E al prodotto che lei segue. Il prodotto che io seguo. Poi passiamo invece continuiamo il giro di tavolo. Abbiamo Mario Dalla Riva, che rappresenta la Latteria Soligo. Buonasera. Che è nostro partner ufficiale, che tra parentesi, Mario, ti anticipo che oggi vi usiamo proprio, nel senso... bollirà il vostro prodotto, mettiamolo così. Fa piacere. Abbiamo Marco Oss, lui si occupa di cose belle perché si occupa di turismo e anche di salute, possiamo dirlo in qualche maniera? Sì. Sì, di aspetto salutistico, di coinvolgimento dei turisti nello sport, nelle attività anche, se volete, di conoscenza del territorio. Infatti ringrazio per l'invito e la possibilità di condividere questo tavolo insieme a voi. Questo banchetto. Esatto. Parleremo con te anche proprio di aria aperta, di valli, di bicicletta e quant'altro. Poi abbiamo un altro giornalista, posso definirti giornalista o... Io sì. Il vezzo è... Allora abbiamo Flavio Ineschi, lui è un cultore di quella che è la realtà di Caorle. Di Caorle. Sì, Sì, se Caorlotta o Adesso spiego, sono direttore di Caorle Mare Magazine, da 22 anni il mensile che parla di Caorle ai turisti e ai residenti, quindi di Caorle possiamo parlare per giorni e giorni e giorni, ma non voglio assolutamente una togliere... stagione intera. Sì.
Caorlotti, noi siamo Caorlotti, anche se storicamente le definizioni di Caorle sono passate nei modi più vari, però Caorlotti, questo è il nostro modo di definirci. Poi ci spiegherai anche da cosa deriva il termine, perché sono molto curioso. Sì. Incastreremo probabilmente, se abbiamo tempo, anche qualcosa sulla figura di Hemingway, tanto cara a Caorle e Caorlotti. Alberto Bastianello! Buonasera. Ecco, molti ti conoscono, ti hanno visto anche altre volte in televisione, perché tu rappresenti una grande eccellenza del litorale e dell'Italia tutta, o sbaglio? Cerchiamo. Mi pare che lo fate abbastanza bene, o no? Sì, siamo nel settore primario, coltivatore, agricoltore, per lo specifico riso, con tutti i suoi derivati, tutto quello che può venire fuori dal riso. Infatti io sono stato a trovarlo più di una volta e c'è un posto meraviglioso, veramente a 2 passi da Venezia, dalla laguna, a 2 passi dal mare, c'è questa risaia in cui poi Alberto ci spiegherà un po' le tecniche innovative anche di produzione di questo prodotto della campagna, quindi veneta in questo caso. Volentieri. Io mi sposto al volo da mister Paolo Celotto. Buonasera. Paolone Celotto, eccoti qua. Buonasera a tutti. Paolo, mio grande amico, e facciamo un esperimento importante questa sera. Sì, un esperimento importante. Perché per la prima volta negli studi di Antenna 3, nella fattispecie, nello studio della Zanzega, cosa ci farai, Paolo? Cercherò di proporvi il risotto al raboso. Ecco, noi vogliamo fare una piccola battaglia versus Verso il Verona, verso l'Amarone, quindi il vialone nano e l'Amarone, e proprio il riso che ci ha portato Alberto. Proviamo questa ricetta che qualcuno ha già provato, però non è molto diffusa come altre, legata quindi a un altro vino autoctono, Raboso Piave, di cui poi il dottor Rorato ce ne parlerà in abbondanza. Mi sta sentendo? Sì, benissimo. Bene. Allora, Paolo, io vedo che tu hai tutti i tuoi bei ingredienti. Sì, sono tutto predisposto. Puoi solo accennare un po'? Sì, il risotto sarà formato con dello scalogno fresco tritato, sbiancherò il riso con lo scalogno, poi aggiungerò del brodo vegetale. In questa pentola ho messo una carota, una cipolla e una scosta di sedano, l'ho fatto bollire, sarebbe il brodo l'ho sbianchito, vegetale, sì, e poi ho aiutato il brodo con un bicchiere di raboso all'interno. Poi tornerai raboso perché... Sì, no, cercherò di fare un po' di brodo e un po' di raboso per rendere l'acidità del risotto importante. Poi lo mantecherò con la casatella della Soligo che gentilmente è stata offerta. Portata in un camion frigo per una sola forma di casatella. Esatto. No, così sentiremo davvero anche il sapore dei prodotti, non solo li vedremo in questa puntata. Paolo, io ti lascio, anche se ho visto che c'è un vassoio di sardelle in sapore, giusto, vero? Mister Orato, sardelle, non sardelle, perché no, si sente di tutto in giro. Beh, dipende dai luoghi, perché se sei a Venezia è una cosa, qui è un'altra. Quindi qui come non si direbbe? esiste un dialetto veneto, esistono i dialetti locali del Veneto. Ok. Sarda è qua. Io una volta nativa mi ha detto, oh Lele, ti mangi com'è una sardella in sapore. Io ho detto, forse intendevi in sallore. Allora, questa figura inquietante che troneggia alle nostre spalle è un amico, posso dirlo, Ivan? Un amico, l'ho conosciuto in radio, è un fenomeno incredibile, adesso io un giorno potrò dire l'ho invitato alla mia trasmissione, ci darà un assaggio, anche in questo caso però non di risotto ma di musica. Sì. Ivan, fra un po' verremo da te e avremo anche l'anteprima del tuo video. Ti aspetto volentieri. Grazie di esserci. Grazie a te. A manetta. Bene. Allora, avete visto un po' quello che è il giro, il banco giro, è il caso di dire, tornando un po' alle tradizioni veneziane, di quello che faremo in questa puntata della Zanzega. E lei, mister Orato, ogni tanto la interpello. Zanzega, come la chiamerebbe? Qua ci sono tante, ogni paese anche qua. Quindi, Ganzega, Zanzega, insomma, ha capito. Ognuno ha la sua. Questo lo dico perché ho ricevuto un messaggio su Facebook dove mi dicevano guarda che hai sbagliato il nome della trasmissione perché Zanzega non esiste. In realtà io prima di nominare, di fare questo naming, avevo fatto una piccola indagine, giusto per scrupolo, e di tutti i nomi che avevo trovato questo era quello che mi accattivava di più dal punto di vista anche grafico, diciamo, quindi era un po' come Zigo Zago, no? La Zanzega. Dalle vostre parti, Mario, si chiama? Volevo proprio chiedere, io sono trevigiano,
A dire la verità. Forse con sega, Non ho credo. mai sentito. Sì, quando si finisce di costruire una casa si mette La frasca? la frasca in cima ecco, Gansega. e c'è, si mangia, si beve, e c'è questa, si fa la gansega, zanzega, vari, a Jesolo. A Jesolo Questo è uguale. è come Venezia, credo. no? Sì, no, Ganzega, Venezia. sì. E non solo per quando si finisce una casa, ma anche magari quando si finisce il raccolto, si finisce la vendemmia, poi anche nell'edilizia, però anche in questi casi. Diciamo che al termine per fare un filato. Infatti io inviterei Marco, che sei forse il più giovane della tavolata, nonostante io abbia 19 anni, portati malissimo peraltro. sono io. Quando vuoi tu stappa pure una bozza, che così diamo l'avvio a questa zanzega, a questa festa che vuole costruire qualcosa, arrivare a un tetto. Giancarlo, voi avete coltivazioni di noci un po' sparse qua e là, o mi sbaglio? Soprattutto nella provincia di Venezia e di Treviso. Poi abbiamo un socio in Friuli, a Palazzolo dello Stella, abbiamo 10 ettari nelle Marche, ma soprattutto Venezia e Treviso. Si pensi che io vado a correre molte volte in mezzo a un vostro noceto, si dice, no? Sì, dice Noceto. Poi ci dirà cosa si può ricavare da questo prodotto. E Stefania, se eventualmente questo prodotto si può unire a un dolce, no? Poi non so se, e qua Alberto correggimi se sbaglio, se il raboso si può accompagnare anche a un dolce o alle noci. Non so, io azzardo, Sì, A fatica. volendo, Posso sai, aggiungere? prego. Un raboso passito è il miglior vino per il dolce al cioccolato. E su questa ultima chicca di Mister Orato che ne sa pacchi un po' su tutto, facciamo una brevissima pausa, a fra poco con la zanzega. Eccoci alla zanzega. Per chi si fosse appena messo all'ascolto, noi facciamo una sorta di festa in cui chiacchieriamo di alcune cose legate alle tre Venezie, perché come sapete la nostra trasmissione la si può vedere in Trentino, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in streaming, come chi per esempio nel caso citato poc'anzi addirittura da Bogotà. Allora, Marco, raccontaci un po' cosa si può combinare nelle valli intorno a Jesolo. Diciamo che prima di parlare delle valli vorrei parlare del contesto anche nel quale noi ci siamo mossi. Io rappresento Adria Bike Hotels, che è un gruppo di hotel e agriturismi che sono attrezzati per il cicloturismo e per portare questo segmento di turisti che in Europa conta dai 30 ai 40 milioni di persone nel litorale. Quindi il nostro obiettivo è di attrezzare le nostre strutture per dare il massimo servizio a questo cliente molto esigente, ma anche di far scoprire il territorio. Ecco la ragione per cui noi stiamo mappando tutta la zona relativa al litorale, anche all'entroterra, in modo da dare a queste persone, questi turisti che vogliono conoscere il territorio vicino a Venezia, una serie di percorsi ciclabili, fruibili e chiaramente collegandoli alle realtà. Stiamo vedendo anche delle immagini mentre tu ci racconti il tuo lavoro fondamentalmente. Sì, Quindi è un turismo, perdonami se ti interrompo, in crescita. È il turismo presente ma che purtroppo ancora oggi non siamo riusciti a intercettare per una serie di motivazioni, quali ovviamente la mancanza di certi servizi che devono essere specifici. Noi siamo il primo club di prodotto per cicloturisti nel litorale alto Adriatico e la cosa che ci caratterizza e che si collega anche alla trasmissione oggi è il fatto che siamo gli unici a avere degli agriturismi all'interno, delle realtà che utilizzano anche i prodotti dei miei illustri ospiti qui presenti, il riso, le noci, i formaggi, proprio oltre ai prodotti naturali che producono loro stessi, e proprio per dare al cliente, che è soprattutto nord europeo, straniero, a conoscenza delle eccellenze enogastronomiche. Noi abbiamo degli agriturismi soprattutto in valle, per tornare al punto dal quale siamo partiti, certo. Che producono dei prodotti unici. C'è un agriturismo appunto nella valle che è patrimonio dell'UNESCO da qualche anno, che alleva il branzino in valle
così come delle verdure che si trovano solo in quella realtà. Chilometro zero, per dire. Più che chilometro zero, che è un nome inflazionato. Esatto. Questo è, come direbbe Oscar Farinetti, l'etichetta che usa lui per il vino libero. Noi lo potremmo usare per appunto verdura libera o altri tipi di alimenti che sono tipici proprio dei nostri posti, soprattutto della laguna. Tra l'altro abbiamo, come vedi, delle realtà produttive presenti in studio quest'oggi che proprio conducono questo tipo di business. Usiamo un altro termine forse non adeguato, però la cosa bella è che partiamo da molto lontano, ma stiamo facendo cose che vanno molto lontano in senso futuro, questo credo io, sia dal punto di vista caseario, produttivo, ecco, io scusate, ogni tanto mi inceppo, dall'agnola. L'ho detto apposta. Era per dare un po' di ritmo alla zanzega. Chiedo scusa, mi interseca un secondo, Marco, perché il buon Flavio potrebbe dirci qualcosa invece sulla realtà turistica Caorlotta, no? Giusto? Sì, beh, io tanto posso darvi uno scoop che la zanzega è nata a Caorle. Addirittura? Per forza. Quindi sono Caorlotto... Per forza, perché Caorle è uno dei più antichi insediamenti palafitticoli di tutto il Veneto, di tutte queste lande che hanno avuto nei secoli grandi mutamenti idrogeologici, geomorfologici, e a San Gaetano, proprio nelle valli dove poi mi nomini San Gaetano, dove poi camminava e andava a caccia a Hemingway con il barone Franchetti, e lì c'è un grande insediamento paleostorico della tarda età del bronzo e molto esteso, 1 ettaro addirittura, insediamento palafitticolo da cui poi sono derivati i casoni. E quando i pescatori costruivano il cason, una volta costruito, poi facevano subito la grande zanzega a cason. Quindi a Caorle la chiamate comunque zanzega? No, a Caorle purtroppo non esistono più queste tradizioni, ma vorrei immaginare che fosse nata proprio in questo modo. Sai, talvolta immagino come deve essere stato, è una cosa veramente che, non so, nei miei pensieri, nelle mie letture, penso veramente alla presenza, al di là del personaggio che al tempo era un divo vero e proprio, nonostante fosse uno scrittore, ma a quei tempi della Lost Generation gli scrittori erano dei grandi personaggi pubblici, le atmosfere che potesse aver respirato Hemingway in quegli anni là, deve essere qualcosa probabilmente molto cambiato, anche se ti fai un giro per le valli, siano esse Grassabò, le valli di Jesolo eccetera, o vai invece alle valli, Valle Vecchia, di Caorle eccetera, un po' si vive un'altra realtà, no? Assolutamente sì, assolutamente. Hemingway ha avuto la fortuna di conoscere il barone Franchetti in una delle sue tanti passaggi. Hemingway era già stato qui in queste terre, lui ha anche detto io sono un ragazzo del Basso Piave, il Veneto è il posto dove mi piacerebbe vivere, e ha partecipato alla prima guerra mondiale, ha scritto Addio alle armi su questa vicenda, e poi ha conosciuto il barone Franchetti a Cortina, il barone Franchetti l'ha invitato nelle valli, ha conosciuto si è anche infatuato della contessina Adriana Ivancic. E da lì nasce poi il romanzo Di là del fiume tra gli alberi, che mette insieme Torcello, Cipriani e tutte queste cose, però è stato assolutamente pensato, partorito nella laguna di Caorle, proprio la prima parte dedicata a questa caccia in valle, e quindi chissà fantastico. Hemingway con il barone Franchetti, con tutti i pescatori di Caorle, che bevute, che mangiate di selvaggina e di bisatti allo speo, che sono il non plus ultra da per noi la si cucina. mangia il bisatto con gli amoli invece. Cogliamoi. Giusto, vero? Quindi sarebbe in italiano scusate, gli amoi sarebbero Prugna selvatica. La stessa sensazione, caro Alberto, io l'ho respirata passeggiando in mezzo al podere, chiamiamolo così, alla risaia. Ho visto l'allagamento e devo dire che qualche emozione la si prova. Fa rivivere dei vecchi sapori in effetti, perché se pensiamo che era tutta zona paludosa, bonificata negli anni 20, e ogni volta che allaghiamo per la risaia vedi questi terreni tutti allagati, e ti dà un po' il sapore della valle, un po' il sapore della valle. Quando succede l'allagamento? L'allagamento è in primavera, noi iniziamo le prime semine a metà aprile più o meno. Secondo me sarebbe bellissimo, lo dico perché tu sai
cosa stai combinando su questa terra, come diceva un vecchio slogan di una trasmissione comica di un tempo. Secondo me veramente uno potrebbe visitare quel posto lì, è un'attrazione turistica incredibile. Sì, guarda, un po' per gioco, un po' per passaparola, ma noi abbiamo continuamente richieste da parte di scolaresche, soprattutto anche scuola di cucina, con gli istituti superiori che vengono a visitarci, perché fondamentalmente è una cultura dimenticata. Ricordiamo brevemente, ma la cultura del riso nasceva prima dell'avvento del mais, che era una cultura più facile, più redditizia, e da noi si è persa completamente quello che era questa vecchia cultura. Riso, che tu stai riportando in auge? Noi abbiamo riportato, abbiamo scommesso su questa varietà, soprattutto sul Carnaroli. Il Carnaroli, come tutti sanno, è un po' il principe dei risi, si adatta molto a parecchi piatti, è molto duttile, dal salato al dolce. E poi ha un pregio che non scuoce, è un riso che anche quando si hanno tanti commensali, dunque anche adatto per la zanzega, perché così lo stiamo per provare, che Paolo è sul blocco di partenza per iniziare la nostra ricetta. Tra l'altro mi piaceva anche un po' pensare, Marco, mi riferisco ancora a te, perché se io dovessi domani mattina al volo, proprio un consiglio veloce, prendo una bicicletta, dove mi consigli di iniziare un percorso di quei luoghi meravigliosi che tu vedi e fai vedere alla gente? Noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno di organizzare a metà di settembre il Giro Laguna, che è considerato anche da chi è più esperto di noi non siamo organizzatori di eventi ovviamente, però abbiamo avuto la fortuna di essere seguiti da chi lo fa di professione. È considerato uno dei più bei percorsi d'Italia a livello cicloturistico, sì, perché le valli, anche quelle di Caorle, che citava un collega poc'anzi, sono sicuramente non seconde alla Camargo o altre realtà che a livello mondiale sono sulla bocca di tutti. Diciamo che se fossero in un altro stato avrebbero molta assolutamente. più... No? Infatti questa è la nostra pena, ma anche il nostro obiettivo di lanciare il territorio in una chiave anche imprenditoriale e di rete, collegando tutte le realtà produttive, portando anche i turisti a conoscerle, perché sono delle eccellenze che non possono essere tenute nascoste. Quindi io sicuramente, come i miei colleghi, gli altri 20 albergatori o gestori di agriturismi lungo tutto il litorale, consigliamo, e anzi per l'anno prossimo avremo la possibilità di portare anche persone non ospiti delle nostre strutture, turisti, a visitare questi luoghi. Questo circuito che collega praticamente anche due lembi, due isole, diciamo, della Laguna Nord, quindi nella fattispecie Lio Maggiore da Lio Piccolo con una macchiata, meraviglioso. Esattamente, facendogli fare il giro che poi si ricollega da Jesolo, va a Lio Piccolo, Tre Porti, Cavallino, torna per il fiume, sono 45 km, un anello che a detta degli esperti è imperdibile. È sicuramente eccezionale. Mario, io ti volevo chiedere una cosa, perché fra poco il nostro chef Paolo Celotto, con cui poi faremo due chiacchiere su cosa combina questa sera da noi, ha deciso di mantecare, si dice, giusto, corretto, il risotto con la casatella, che è un prodotto tipico, la casatella, della provincia di Treviso. Quindi è un prodotto DOP, DOCG, cosa si può dire? Giusto per avere un'idea chiara, perché io purtroppo... Solo due parole, io devo solo ringraziare questa trasmissione, perché in un momento di crisi crea un po' di... e stiamo parlando di situazioni ambientali e mettiamo sul tavolo due grandi risorse. Il mondo agricolo che produce delle eccellenze e il mondo del turismo che è il vettore di queste eccellenze nel mondo. Dovrebbero viaggiare assieme sempre, no? È naturale, devono viaggiare assieme. Assolutamente. E quindi vedo anche i rappresentanti di Confcommercio, cioè tutti i nostri grandi prodotti, che va dal riso, che va dai dolci, abbiamo la signora del blogger che fa la diffusione. Quando arrivano i turisti dovrebbero trovare sui nostri tavoli, va bene i prodotti mondiali, ma primi i prodotti locali, perché quando un turista viene qui da noi, se dorme bene e mangia meglio, guarda, ritornerà. ritornerà. Per cui
concentro il mio dire. Casatella Trevigiana è l'unico formaggio a denominazione di origine protetta della provincia di Treviso. Quindi un grande vanto, insomma. Sì, per cui accanto ai grandi vini, bianchi e rossi, comunque che oggi si possono fregiare anche di una DOCG, e ne abbiamo diverse, dai prosecchi e non prosecchi, abbiamo il mondo del formaggio rappresentato. Primo formaggio unico in Italia della categoria dei freschi è la Casatella Trevigiana. Non c'è lo stracchino DOP. E cosa vuol dire DOP? Vuol dire che il latte prodotto nel nostro territorio, è la provincia di Treviso, che il formaggio viene ottenuto in caseifici della provincia di Treviso. Quindi la massima garanzia che è espressione della terra del nostro trevigiana, essere. Certo. Con tutti i grandi pregi, con tutti i grandi difetti che sono soggetti a miglioramento. Fra un po' assaggeremo la casatella proprio mantecata da Paolo sul risotto. Facciamo una brevissima pausa. Siete sulla Zanzega, Zanzega! Eccoci rientrati alla Zanzega. Allora, come vedete, brandisco un compact disc, che ormai è uno strumento non più usatissimo, però è importante che io ce l'abbia in mano perché è significativo in questa puntata per presentarvi un amico che già vi ho presentato all'inizio, però adesso finalmente ci occupiamo di te, nel senso che ti faccio da tutor televisivo in area Tre Venezie. La mia prima volta in televisione. La prima volta? Sì, sì. Il debutto di Ivan Geronazzo! Magari un giorno, quando sarai stramega sul palco del New York Residence Raisins, potrei dire: io ho iniziato la mia avventura, anzi, alla televisione mi ha tenuto in battesimo Daniele Marcassa. Sì. Pensa che onore. Grazie di avermi invitato. Allora, Ivan, io ti ho invitato semplicemente per un motivo, perché sei bravo a suonare la chitarra. Questo CD è uscito, è un prodotto recente, sì. È un DOP, anche questo possiamo dirlo, perché è musica garantita e prodotta nel Vicentino. Trevigiano. Trevigiano. Cosa diciamo di questo disco? Beh, è un disco che comunque è uscito a luglio, quindi si può dire che è uscito di recente. Dove devo guardare? Guardo in camera. Mi sono inginocchiato, prostato. E niente, è una serie contiene, diciamo, 9 pezzi che sono stati composti nell'arco di 5 anni, diciamo. 2 sono cover, una è di Ricomincio da qui di Malika Yane e una è Here Comes the Flu di Peter Gabriel insieme a Robert Fripp. Le altre sono tutti pezzi inediti miei. Allora io direi che per cominciare questo incontro con la tua musica, così anche i nostri ospiti in studio, ma soprattutto tutti quelli che ci seguono da casa, hanno la possibilità di assaggiarti in questo caso, e lo facciamo con un video che lanciamo dalla regia. Cosa ci fai sentire in video? Un'altra primavera, che è un pezzo che ci tengo parecchio perché è suonato non solo dalla chitarra ma anche da Giovanni Boscariolla alle tastiere, Leo D'Angilla alle percussioni, Paolo Costa al basso. Quindi sentiamo Ivan Geronazzo con un video che la regia ci propone.
grande Ivan Geronazzo, grande, Grazie. piccolo ma grande, perché tu alla fine Sì. cos'hai, 21 anni, no Ivan? No, ne ho qualcuno di più, ne ho 29. Sei molto giovane comunque, Sì, dai. da tanti anni suoni e hai prodotto finalmente questo album, dove Sì. appunto ci hai detto che ci sono 2 cover, adesso sono Sì. brani composti da te. E come mai, scusami, il titolo Fuori dal giro? Beh, è una domanda che mi fanno in molti, diciamo, e l'aneddoto è abbastanza simpatico. Una sera arrivo a casa e scendo dall'auto, mi si avvicina una signora e mi chiede: ma suoni ancora coi Pooh? E faccio: no signora, con i Pooh io non ci ho mai suonato, magari collaboro con Red, Canzian, ma con i Pooh non ci ho mai suonato. E allora lei subito mi ha detto: ma ora ti si fuori dal giro, cioè sei fuori dal giro. Allora io gli stavo spiegando: no, ma guardi, sto scrivendo dei pezzi, sto componendo nuovi pezzi, sto facendo l'album, e si era già girata, era andata via. Questo per dire, insomma, sei fuori dal giro, insomma, è divertente l'aneddoto, insomma. Da lì è nato il titolo del Sì, da tuo- lì è stato un pretesto, uno di questi divertenti. So che comunque gli impegni si stanno concentrando sempre di più per quanto riguarda anche la tua giovane ma veloce carriera. quasi. Fortunatamente sì, diciamo. Quindi sì. cominci a essere molto presente in tanti posti e soprattutto ci sono dei luoghi dove si può ascoltare la tua musica. Per chi volesse Sì. prendere informazioni sul tuo lavoro, sulla tua arte, Beh, il mio sito www.ivangeronazzo.com oppure da Facebook, lì seguo tutto, diciamo. Ecco. Ivan, guarda, io approfitterei, visto che dobbiamo iniziare questo risottone, accompagnerei proprio l'inizio dei lavori del buon Paolo Celotto, che sta cominciando, adesso la regia inquadrerà l'osteria che abbiamo allestito qui in studio per la prima volta, ma credo che dagli odori che si sentono, no? Diciamo che sono ottimi, sarà la cipolla, l'olio, le sarde che hai fatto, eccetera, eccetera, ma cosa stai facendo Paolo? Prima Adesso- di sentire Ivan che ti accompagnerà per un breve tratto. Adesso mi accingo a fare il risotto al raboso. Quindi fra pochissimo vedremo la preparazione di questo risotto al raboso. Ricordiamo che il riso è non solo veneto ma è della provincia di Venezia, è rappresentato questa sera in studio dal buon Alberto Bastianello che ce l'ha portato fisicamente, ce l'ha portato, e anche il raboso è tu Alberto, vero? Come dicevi prima, lo produci sempre in L'ho sempre prodotto in azienda, abbiamo messo un po' così per scommessa una decina di ettari di vigneti, un po' prevalentemente autoctoni per enfatizzare i nostri vini. Sono dei vini molto semplici, adatti leggeri, che si adattano un po' a un pasto. Ho perso il filo. leggeri che si adattano a un pasto, mi veniva a dire leggero, ma No, a un pasto sono molto beverini, ecco, grazie Giampaolo. Sono beverini e vanno giù molto bene. Quindi i 2 prodotti di quel bellissimo luogo che tu rappresenti uniti insieme, attraverso le mani di Paolo quest'oggi. Allora Ivan, noi accompagniamo il lavoro di Paolo, siete alla Zanzega e questo ragazzo, credetemi, ha un futuro lunghissimo ed enorme e questi giovani che abbiamo dobbiamo veramente abusarne e far sì che rimangano da noi e che non scappino, perché l'Italia è bella e sarà più bella se i nostri giovani avranno delle possibilità concrete di lavorare e di realizzare i propri progetti. Ivan Geronazzo.
Ivan Geronazzo, ospite della Zanzega. Oh Ivan, detta tra noi, ci ribecchiamo, no? Tipo o in radio o in televisione. Sì. Quando Dove vuoi andiamo, io ci andiamo. sono. Quando vuoi io ci sono. Paolo, ti è piaciuto la colonna sonora? Mi fa segno perché... Aspetta che vengo da te. Paolo, ti è piaciuta la colonna sonora? Era una perfetta colonna sonora per questa musica che sto facendo. La musica del risotto di Paolo Celotto. Ivan, grazie. Grazie a voi. Alla Grazie a prossima. Noi torniamo fra pochissimo perché la Zanzega è appena cominciata e c'è anche il risotto e tantissime cose da dire. A fra poco. Eccoci rientrati alla Zanzega. Adesso finalmente provo quella sensazione che la Clerici tutti i giorni sente, no? Gli odori del cibo, non solo la vista di queste cose buonissime. Tra l'altro saluto chi sta facendo zappi, noi siamo i concorrenti principali di Gerry Scotti questa sera e domenica pomeriggio di che della Barbara D'Urso, credo. Ma ragazzi miei, ma di cosa stiamo parlando? Della Zanzega? Le trasmissioni, vedo, sono tutte legate al gossip, e noi parliamo invece di risotto, raboso, Stefania, di dolci. E tu cos'è che combini? Dolci. Dolci. Tu fai Sempre dolci e poi riporti le tue ricette in internet. Sì. Faccio il dolce, faccio la foto e poi pubblico la ricetta. Pubblichi la ricetta, tra l'altro questa sera verso la fine della trasmissione proveremo anche, cioè, ci tufferemo nei tuoi dolci perché dopo il salato, no? Dopo il risotto di Paolo con il riso della fagiana, assaggeremo anche i tuoi dolci. Sì, ho fatto dei dolci con i prodotti tipici della stagione che sono, questo è un dolce con una pasta frolla con anche farina di kamut, con un ripieno di miglio e pere. Farina Corozan. Corozan. Non Kamut. Kamut è il nome di un marchio. Vabbè, insomma. No. Però è diventato, come no, si dice Nutella per intendere cioccolata. No. È un imbroglio il Kamut. Corozan. Usa Si vede Corozan, usa una nome grande corretto, farina. sì. Una grande E farina. con delle pere dentro. Poi ho, questi sono dei biscotti che hanno una pasta frolla con un impasto di castagna e confettura di mirtillo rosso. Strabuona, stradolce, mi viene da dire, sì. E poi ho utilizzato anche i cachi, che sono dei frutti che qua ne troviamo tantissimi e molto spesso sono lasciati che cadono no, sui parchi, sui giardini. Li ho utilizzati, in questo caso ho fatto delle tortine piccole, ma si può fare una torta, cioè un unico stampo che non cambia niente. Quindi insomma. a base, scusami, di cachi, dicevi? C'è farina, uova, zucchero e i cachi. I pomi cachi, no? E la polpa del caco. Che io mi ricordo, questo non li mangio più tanto perché i melighea, no? Esatto, perché devono essere stramaturi. Molto maturi. Molto maturi. Allora, prima di tornare da Paolo, questa volta ci vado col professor Rorato a vedere cosa sta facendo Paolo, io volevo chiedere a Giancarlo invece, la noce, no? È un frutto di stagione anche questo? O mi sto sbagliando? No, stagione perfetta, noi iniziamo la raccolta a metà settembre, metà ottobre è finita, grosso modo, sempre come andamento normale e quindi è un prodotto tipico di questa stagione. Quindi voi avete un sacco di produzione, adesso non so in quantità. Ho sentito musica per le mie orecchie, ho sentito ambiente, ho sentito territorio e vorrei dire due parole un attimo sulla cooperativa che rappresento, è il Noceto, e siamo in 13 soci, siamo partiti nel 93-94, eravamo 1 e adesso siamo 8. Questo è un brutto numero per dire che non abbiamo la mentalità di aggregazione, ma abbiamo la mentalità sbagliata, quella di una volta che uno è arrivato a un certo risultato se ne va perché è convinto di aver ottenuto il top. Invece insieme sicuramente si arriva prima, si arriva spendendo meno con risultati molto importanti. Noi siamo la prima cooperativa in Italia che produce noci, produciamo solo noci. Abbiamo avuto i problemi iniziali molto grossi, sia dal lato tecnico organizzativo, ma tecnico, perché abbiamo snobbato questo
che è un frutteto vero e proprio a tutti gli effetti. Siccome le noci, le cucche viene dappertutto, Le cucche, bravo. e viene dappertutto, allora, ma noi dobbiamo invece produrre ogni anno, non dobbiamo produrre un anno sì e 2 no o viceversa. Abbiamo dei conti da rispettare, dei programmi finanziari, e quindi questo è stato il primo errore grosso che è stato fatto da parte di questa cooperativa, diciamo. Abbiamo avuto la fortuna di un mercato deficitario, importiamo 42.000 tonnellate di noci in Italia, e quindi praticamente il mercato ci dà poi ragione, per noi curiamo molto la qualità in modo particolare. Poi la vedremo anche perché c'è un filmato che spiega anche un po' il lavoro che fate, tra l'altro. Sì, qualità perché deve essere, purtroppo in Italia non viene controllata, e tutti fanno di tutto e di più. Pensate che l'altro giorno mi hanno fatto una proposta di noci dall'Ucraina, ma siccome noi non possiamo lavorare perché siamo stati finanziati dalla Comunità Europea, certo, praticamente attraverso la Romania arrivavano in Italia. Tanto per dire che il latte che viene e qua mi rivolgo comunque senza fare... ma la storia è questa, dalla Baviera viene dalla Polonia, e quindi praticamente i nostri produttori vengono comunque sempre fottuti. La tematica che sta affrontando il signor Potente si sposa col mondo della latteria di Soligo, 250 soci. Siamo deficitari in Italia di produzione latte perché nel 1984 vennero stabilite delle quote a livello europeo per regimare il mercato, camerare i prezzi, eccetera, eccetera. Oggi stiamo scoprendo l'opportunità e non possiamo abbandonare i nostri produttori. Bisogna difenderli il più possibile, perché una regione, un territorio senza latte non è un territorio. Non è un territorio. Diciamo che è il bene primario, il pane e il latte sono i beni primari. È fondamentale. E quindi, scusa un secondo, ma volevo per chiudere che anche noi abbiamo tentato anni fa di fare l'aspetto salutistico, poi dando un prodotto di nicchia al territorio elettorale, eccetera. In realtà, prego, poi fanno bene il cuore, c'è omega 3, omega 6, eccetera, ma non vorrei tediarvi con questi discorsi ormai. Tanto verrà altre 22 volte in trasmissione, quindi ci sarà tempo. Prodotti al giorno togliono il medico di turno. Ma di questo non c'è ombra di dubbio, io ne dico 5. Però quello che è grave è questo, che nessuno ha sfruttato queste opportunità. Questo è grave. Lo faremo, no? Dobbiamo farlo. Ma bisogna che qualcuno lo segua, qualcuno controlli, qualcuno vada. Tutti parlano, faremo e nessuno fa. E il prodotto è questo. E il prodotto è questo, che quando voi l'avete assaggiato, voi non mangerete più altre noci, mangerete solo questa. Perché... Io mi fido ciecamente di lei. Sì, perché io ho una certa età, non posso dire sciocchezze, dico delle cose molto serie e molto vissute. Certo. Quindi allora questo è una noce fatta alla vecchia maniera, come li facevano i nostri vecchi contadini, prendevano la noce, la mettevano sotto la finestra su un sacchetto di juta, poi la portavano e prendeva il primo sole, portavano sotto o nel granaio oppure sotto il portico per continuare la ventilazione. Noi utilizzato lo stesso metodo. Certo, con i mezzi moderni. Benissimo. Poi se uno volesse approfondire, comunque poi Giancarlo torneremo con un video anche che mostra la produzione delle noci. Io volevo allacciarmi a questo, al buon Pierpaolo, perché tu hai lavorato insieme al professor Orato a un ricettario, io lo chiamo così, però entriamoci proprio dentro. No, è giustissimo, è un ricettario, nel senso che abbiamo realizzato questa pubblicazione, sono circa una sessantina di ricette. Scusatemi, mi ho appena assaggiato una noce perché racconto della mia Beh, c'è chi beve, chi mangia, quindi non preoccuparti. Esatto. Siamo a tavola, quindi. Dicevo, sono appunto una sessantina di ricette di piatti tradizionali della provincia di Venezia, redatte da più di 30 ristoranti che abbiamo coinvolto in questa iniziativa. Il nostro obiettivo era quello che ben si sposa tra l'altro con questo clima di questa sera e questa tavolata, era quello di partire da una riflessione attorno a ciò che mangiamo. Quando mangiamo non solo ci nutriamo, che è una funzione fondamentale, ma anche viviamo una storia.
Questa era la premessa nostra. E questa è buona. Viviamo una storia legata ad un territorio dove i piatti che vengono proposti, le ricette che vengono preparate, sono frutto di appunto un tramandarsi di generazione in generazione e anche di un'interpretazione che viene man mano aggiornata da parte di coloro che lo propongono. Spesso nelle nostre case sono le nostre nonne, le nostre mamme, ma in quella che per noi è la nostra seconda casa, cioè i ristoratori, appunto nelle nostre osterie, trattorie di paese e di città. Ecco quindi che è nata questa iniziativa, si chiama Dove abitano le ricette, e il titolo non è casuale ovviamente, nel senso che si è cercato di fare uno sforzo per indicare geograficamente, cioè georeferenziare il territorio in base alle ricette che sono state più presentate negli anni. Quindi abbiamo innanzitutto selezionato i ristoratori perché avessero almeno i cuochi o i ristoratori almeno 2 generazioni di attività alle spalle, quindi una garanzia. Già tramandare qualcosa? Assolutamente, assolutamente. E dopodiché abbiamo realizzato una sorta di graduatoria di quelli che sono i loro cavalli di battaglia più proposti nel territorio. Da questo, con l'aiuto di Giampiero, che ha sapientemente curato le note a piedi pagina, cioè per ogni piatto viene dato un inquadramento storico-gastronomico, certo, che arricchisce, diciamo, la pubblicazione, anche perché trattandosi di piatti tipici e prodotti tipici della provincia di Venezia è chiaro che questi risentono delle contaminazioni che la Serenissima ha avuto nei secoli con i commerci. Lo vedremo anche live perché abbiamo anche una di queste ricette storiche con cui infatti invito, professore, può venire con me un secondo, che così ci avviciniamo un po' a Paolo per capire anche a che punto siamo della preparazione del risotto. Non manca molto, non manca molto. Quindi in termini di tempo cosa potresti dirci, Paolo? 3 minuti. 3 minuti. Più mantecatura. Più mantecatura. Quindi la mantecatura è un momento che dobbiamo vivere insieme con Mario, che poi useremo un prodotto dell'Atelier Soligo per mantecare questo risotto. Allora, prima di andare alla prossima pausa, professore, qui ci sono le sarde in saore, giusto? Sì, no? sì, sì. Cosa ci può dire di questo piatto? Questo è un piatto che è arrivato dopo a Venezia e ha surrogato il vero piatto veneziano, i sfoggetti in saor. Questo era il grande piatto veneziano, veniva celebrato con particolare solennità in una grande cena a Santa Marta la sera del 28 luglio, la vigilia della festa, ed era tipico dei pescatori che risiedevano a Santa Marta. Cosa è successo? Cosa è successo? È successo che 15 giorni prima un'altra festa paesana a Venezia. Il Redentore. Ma cosa si sognano gli abitanti del Redentore? Di fare i foghi. E allora, che fanno festa grande, 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 sì, non vanno più a Santa Marta. E quindi? Le sfoggetti se li mangiano gli abitanti di Santa Marta e nessuno sa più nulla. Quelli del Redentore dicono, andiamo a chiedere se ci danno i sfoggetti. No. E allora hanno preso, E allora hanno preso le sarde che fatte in Saora, alla moda o comunque già diffusa a Venezia. Mi piace, alla moda diffusa a Venezia, le sarde in Saora. Hanno preso le sarde che erano tipiche degli abitanti della Dalmazia. Ho capito che era un possedimento della Serenissima. Che era della Serenissima, ma era loro, non era veneziana la sarda, perché le sarde salgono l'Adriatico lungo la costa orientale e sono buone da quella parte finché arrivano a Trieste, fino a che sono le sarde de Barqueque e de Alba. Quelle che hai usato tu, Paolo. Esatto. Perché poi di qua cosa succede? Diciamolo chiaramente. Poi di qua succede questo fatto, che c'è Monfalcone, c'è l'Isonzo che entra, il tagliamento che entra, la livenza, il piave, la livenza è pulita, il piave, eccetera, eccetera. No, succede che l'acqua non è più bella come l'altra, e quindi di là si nutrono meglio, quindi sono più buone. E allora è tipico di loro, cioè di quella parte le sarde. Di qua avevamo le sogliole o i passarini. I passarini. O le passere. Quindi è un prodotto che deriva dalla tradizione. Però cosa succede alla fin fine? Sì. Che dei sfoggetti non ne c'è quasi più. E invece di sarde a manetta. I sardi arrivano anche dal Messico, da dove vuoi. Ho capito, però Paolo ha usato quelle della... No, ce ne abbiamo ancora, che ben si intende. Io ho usato quelle della nostra laguna. Sì, ne abbiamo ancora, Il professor Rurato! Eccolo qua. Piccola pausa, torniamo fra pochissimo con la mantecatura del risotto alla zanzega. Eccoci rientrati alla zanzega, il risotto è quasi pronto. Si sposa bene il risotto al turismo, cosa dici? Allora io vorrei
La palla al balzo. La palla al balzo. Vorrei creare un rewind legato al turismo, da tutto quello che è stato detto e amplificarlo, perché avete detto delle cose estremamente preziose, estremamente importanti, ma che sono quelle che ci ripetiamo da tantissimi anni. Il turismo sulle nostre spiagge, ricordiamolo, fa 30 milioni di presenze. Il Veneto fa 60 milioni. Sì, il Veneto fa 60 milioni di presenze turistiche. Stiamo parlando di un'industria di eccellenza a livello internazionale, non siamo secondi a nessuno. Le spiagge di Venezia non sono seconde a nessuno. E come sono nate le spiagge di Venezia? Come è nata Jesolo, poi Caorle, che si è riconvertita da paese di pescatori, si è riconvertita in località turistica, poi è nata Bibione, poi Cavallino Treporti, poi Rosolina, eccetera. Sono nate nell'ultimo mezzo secolo. E grazie a chi? Grazie agli italiani e grazie a tutti gli europei che vengono in queste nostre località. Se oggi noi possiamo dire che il turismo regge, non è grazie purtroppo ai nostri connazionali italiani, che la crisi che stiamo vivendo la sappiamo benissimo, ma è grazie agli ospiti stranieri, i quali hanno per primi dato impulso al turismo delle spiagge veneziane. E perché? Prima di tutto, e questa è la mia convinzione, grazie all'ospitalità delle genti veneziane, venete, trevigiane, eccetera. Prima di tutto le persone, ma poi il buon vivere, i posti, la qualità, la natura. Guarda, il buon vivere, tra l'altro ti interrompo un secondo, ma ti faccio continuare su questo tasto, certo, perché il risotto, ragazzi, è pronto. Se è pronto, come si dice. Però sì, è un argomento veramente, adesso, veramente delicato. Mentre mangiamo il risotto, tu mi devi assolutamente chiosare su questa faccenda. Assolutamente delicato. Bene, allora Mario, via con me, perché noi uniamo la casatella al risotto, e questo è, diciamo, l'atto conclusivo, no, della preparazione del risotto, ed è importante che vedo che Mario ti hanno praticamente reso cyborg oggi. Perfetto. Ecco, si sente la tua voce, spero di sì. Regia, mi fate segno che siamo amplificati. Benissimo. Allora, cos'è questa, la casatella? Questa è casatella trevigiana. Come ripeto, nasce dall'esperienza dall'arte casearia tipica delle nostre terre, della provincia di Treviso, latte prodotto in provincia di Treviso e ottenuta nei caseifici della provincia di Treviso. Formaggio fresco, ha una durata di circa 20 giorni. Dobbiamo rispettare, per scelta nostra aziendale come Latterie Sull'Io, ma per disciplinare di produzione, la genuinità, latte, sale e caglio. Formaggio nasce in casa, da questo deriva il nome casatella. E una volta si mangiava pane e casata e la facevamo ogni giorno alle nostre famiglie. Se si legge, si mangiava e si consumava praticamente. Si mangiava e si consumava, ed era oggetto anche di commercio, perché sulla piazza di Treviso nel secolo del 1600-1700, crocevia di commercio, si andava a vendere il martedì. La casatella. Del mercato. Scusa Mario, ma ti interrompo perché devo... Va avanti. Andiamo, vediamo cosa combina Paolo. Stavo per mettere il microfono nel risotto. Sentiamo il risotto, cosa ne pensa? No, mi piaceva sentire che un po' il rumore del mestolo, mescolo. Sì, lo devi sciogliere. Mestolo. Ho lasciato indietro il risotto apposta per dargli la possibilità alla casatella di amalgamarsi assieme al riso in questa mantecatura, diciamo, un po' improbabile. Noi l'abbiamo provato con il radicchio di Treviso, si può con tutto. Al posto di usare il classico spolveratina di grana o di qualche altro formaggio, la mezza noce di cosa, proviamo con la casatella. La rende più leggera, più soffice, meno allappante in bocca, eccetera. Bene, noi lasciamo Paolo. Allora, dimmi. Volevi presentare il piatto? Allora, il piatto è fatto così. La ricetta di Paolo Celotto del Bea Storia, poi parleremo anche di cosa combini tu la domenica a mezzogiorno. Poi vi racconto una cosa di Paolo incredibile, vai. Allora, questo risotto è fatto con scalogno tritato fino, un goccio di olio d'oliva, ho tostato il riso per 2-3 minuti per sbianchirlo un attimo e ho irorato con del brodo vegetale con un'aggiunta di raboso. Ho continuato a bagnarlo col brodo e col raboso a differenza, fino un po' di questo, un po' di quello. Esatto, fino al termine della cottura. Poi lo sto mantecando con la casatella della Soligo. Benissimo, grazie Paolo.
torniamo al nostro tavolo. Grazie Mario che mi hai accompagnato in questa impresa, ti abbiamo scollegato per un attimo, ma ti ringrazio della pazienza. Allora, stavamo dicendo, questo grande bene che abbiamo, che è il turismo, che è la spiaggia, che è Venezia. Il discorso che volevo dire è che questo bene che noi abbiamo nasce da tutta una serie di componenti e l'enogastronomia, la produzione agricola, è uno dei principali. Mettere insieme tutte queste cose, quello che abbiamo sempre fatto storicamente, per decenni, abbiamo sempre proposto ai nostri ospiti turisti il meglio della produzione locale. Però bisogna tener conto che il turismo è diventato un'industria. 50 anni fa avevamo X presenze, ora, come dicevo prima, ne abbiamo 30 milioni e per soddisfare 30 milioni di presenze ci vogliono prodotti in quantità superiore rispetto industriale. Al tempo, chiaro. Lo stesso problema lo patisce il pesce di Caorle, famosissimo pesce di Caorle in eccellenza, perché ha una filiera cortissima, il pesce di Caorle si va a pescarlo stanotte ed è già pronto in tavola domani mattina, freschissimo, ma non ce n'è quasi più, ce n'è pochissimo. Quindi tu vuoi dire che non siamo pronti a questa corsa? No, voglio dire che noi siamo stati bravi, ma non abbiamo capito l'evoluzione dei numeri. E la grande potenzialità che queste nostre terre hanno. Che tuttora c'è. Bisogna comprendere i numeri, creare delle organizzazioni di distribuzione, di marketing che siano efficienti. E al passo coi tempi anche. E con i prezzi purtroppo. Però c'è un altro problema. Ci dica, professor Rorato. Il problema in questo settore è questo. In tantissime spiagge italiane ci sono dei ristoranti leader che qui noi non abbiamo nelle nostre spiagge. Abbiamo trattorie, parliamoci chiaro, un ristorante che si rispetti, di cui si parli in giro, c'è qualcosa a Jesolo, qualcosa. Però se noi andiamo a Senigallia ho 2 ristoranti con 2 stelle Michelin, cioè 2 grandi ristoranti e arrivano dal mondo a mangiare apposta lì. Andiamo nelle spiagge della Campania, è tutto uno. Nelle nostre spiagge, con i 30 milioni, non siamo capaci di avere un ristorante importante di cui si parli nel mondo e quindi dare l'immagine. Questi prodotti, questo traina altro. I prodotti che abbiamo qui davanti, trasformati con bravura dai nostri ristoratori, se volessero, che dipende se è, potrebbero veramente mostrare il valore di questi prodotti che abbiamo. Io sarò molto campanilista, ma posso dire che a Caorle i ristoranti d'estate, non d'inverno, perché d'inverno ci sono italiani. Estiva, chiaramente. Stagione estiva c'è la coda di persone che aspettano per poter avere un posto. Certo, ristoranti perché popolari. A Caorle sono popolari. Sono anche tarati sul tipo, sulla qualità di turismo, turismo del target e di turismo. Però a Caorle c'è per esempio il gruppo della ristorazione tipica Caorlotta che dopo decenni di scarsa considerazione delle nostre ricette tipiche caorlotte le ha recuperate e riproposte e sta diventando un elemento di eccellenza anche questo come proposta turistica oltre che gastronomica. E questo lavoro, il ricettario va in quella direzione, che parla solo delle ricette della tradizione, per valorizzare queste ricette, capire la cultura che c'è dietro un piatto la storia di ma proprio c'è tutto, tradizioni, ma generazioni che hanno lavorato per darci questi risultati. Ecco, questo è il senso. Venite a mangiare cultura a casa nostra. Assolutamente. Questo è il messaggio. I nostri ragazzi. Mentre Paolo sta per servire prima a Stefania perché è una signorina, poi volevo i primi piatti, poi l'assaggiamo tutti, ma ovviamente il professore ad Alberto perché bisogna capire cosa è diventato il tuo riso questa sera con il raboso, questa unione, no, di eccellenza, cosa ha prodotto su questa tavola concretamente. Io chiedevo al volo a Giancarlo, torniamo in tema un attimo velocemente di noci. Io purtroppo non conosco ricette legate alle noci, però secondo te, so che si fanno dei liquori, si fanno parecchie cose, cioè dalla noce, diciamo, cosa deriva dalla noce? Se volessimo proprio curiosare un attimo sul prodotto. C'è una tradizione che fa il nocino, in modo particolare Emilia, le colline della Modena, Reggio eccetera, ma anche dalle nostre campagne. La notte di San Giovanni va raccolta la noce e va fatto il nocino con il mallo e va fatta le cose, ma ci sono varie applicazioni. Noi facciamo anche noci e miele, facciamo il nocino, facciamo non come prodotto principale,
però per continuare il nome che vada avanti e avere dei rapporti con i nostri clienti che non si spezzano su quei 2 mesi che abbiamo, perché noi a fine novembre abbiamo finito le vendite, a dicembre chiudiamo i discorsi e praticamente nel giro di 2 mesi siamo dei fortunati, se lo siamo sudato è questo, e da soli anche, perché proprio sulla nostra pelle i nostri soci hanno investito, hanno avuto coraggio, forse in coscienza, non lo so, non lo Giancarlo, dico. scusami se ti interrompo, però oltre voglio dire questo, chiamalo frutto della terra che è la noce, anche il legno è importante, o No, sbaglio? assolutamente. No, Assolutamente, non parliamo, noi parliamo di frutto e la pianta deve essere impostata a una certa altezza per produrre frutto. La noce, il legno da legno. Il legno quando comincia il frutto, la pianta quando comincia a produrre frutto non fa più legno, quindi bisogna impostarlo più basso e renderla attrezzabile a tutta la meccanizzazione più completa. Non possiamo... quanti quintali di noci, se posso... 10.000 quintali. 10.000 quintali, che Di sono numeri secco. importanti, voglio dire, no? No, niente, siamo niente, facciamo 1.000 tonnellate, l'Italia importa, ne produce 10.000, ne faceva 70.000, è sparito completamente il mercato di Sorrento, le piante sono sparite e quindi come sono sparite le mandorle, i pistacchi di Bronte, le cose. Però voi fate questo lavoro per preservare questo prodotto sostanzialmente. Noi abbiamo fatto, siamo stati fortunati, criticati, abbiamo Però è giusto andare avanti sempre con grande energia, o sbaglio? La cosa importante, volevo sentire, Professor Rorato, è la varietà che è importante di queste noci. Beh, è una varietà che i francesi hanno copiato, hanno portato via dagli americani. E hanno selezionato e sono andato avanti con quel lavoro lì. Sono andate avanti, ma noi stiamo lavorando, caro professore, per una varietà nuova nostra. questa è la notizia della puntata. Avrò un incontro in Francia alla fine di mese, proprio per andare avanti assieme ai francesi con una varietà Siamo nuova, i primi a dirlo, che Giancarlo. spero che fra 10 anni potremmo forse averla. Speriamo. Mi dica che è uno scoop che diciamo solo questa sera. Queste sono le Lara. Queste sono Lara. Queste sono le Lara che sono partite in Europa nel 91. Le assaggiate pure, non No, preoccupatevi. in Europa sono partite prima. I primi impianti sono partiti nel 75-76 in Francia. Noi siamo partiti nel 93-94 e quindi in Francia erano già c'è una piantagione. C'è un impianto di 12 ettari del 77 vicino a Cancom che è perfettamente in produzione, l'anno scorso ha prodotto 60 quintali. Giancarlo, vi invitiamo ad assaggiarlo, facciamo anche un brindisi insieme perché poi brindiamo anche con Paolo, no eccolo qua, poi con Paolo ci racconterà altre 2 cose anche perché abbiamo ancora un po' di cose da svelarvi e viva la zanzega, viva il risotto, viva la fagiana, viva il raboso, viva il professore, viva la noce, il turismo, il formaggio e tutti noi. Questa è prima di tutto una festa. Ale! Eccoci rientrati e i nostri ospiti hanno praticamente finito il risotto. Diciamo che la prossima volta a Paolo ne facciamo un quintale così. Io l'ho assaggiato e devo dire che è venuto ottimo. Alberto, cosa dici? Devo dire felicemente sorpreso. Si sente a segue? Porro. Bisogna che non sentire un po'. Sì, No? lo scalone, scusa. Aspetta Paolo perché chiediamo anche a lui, allora ricapitoliamo un attimo la ricetta. Allora noi abbiamo preso il carnaroli, che è il riso prodotto dalla fagiana, sì. e questo è diciamo l'elemento base. Sì, Se volete anche voi a casa provare questo risotto, intanto dovete prendere quello della fagiana, che lo si trova comunque distribuito, per cui non è un problema. Dopodiché Paolo... Niente, poi avevo precedentemente fatto un soffritto con lo scalogno, ho fatto tostare... Scalogno, professore Scalogno, lo dico, ha usato Scalogno. È la cipolla di Ascalona. Ascalona è una città dello Stato di Israele e deriva da lì ed è a metà strada fra la cipolla e l'aglio. Ed è molto più delicata e io consiglio di usare sempre lo scalogno. Quindi vedi che Paolo... Io di solito quando uso la cipolla uso lo scalogno per fare i soffritti. E fa bene, fa bene. Esatto. Quindi poi Scalogno è l'altro elemento? Sì, è l'altro elemento. Ho bagnato con il raboso sempre della
della fagiana, poi ho lavorato il brodo fino a fine cottura, alternando raboso e brodo, e alla fine ho mantecato soltanto con la casatella sugo. Niente burro, niente parmigiano, niente di niente, niente olio. E quindi si brinda con Paolo, tu consigli sempre un raboso, visto che il risotto è fatto con il raboso? Beh, se io devo scegliere con questo risotto ci va per forza un raboso, perché è un connubio perfetto. Professore, però raboso, ecco, in leggerezza, perché quando noi parliamo di raboso, e raboso Piave in particolare, parliamo di un vino che ha una sua forte acidità ed ha anche una tannicità molto elevata. Qui dipende dalla bravura del mastro cantiniere di preparare un vino che si adatti a questo tipo di piatti, e in questo caso l'abbiamo, devo confessarlo. A me non piacciono i vini che hanno sto sapore un po' troppo forte. Ma lei parla per il piatto, io parlo per il vino. È attenuata la parte acida e la parte tannica. È molto bevarino, qua uno ne beve come le ciliegie, un calice e tira un altro. E difatti io sono al secondo. I grandi imprenditori d'oggi lo fanno per vendere, e se uno ne beve il doppio vendono il doppio. Dico, il raboso, che è uno dei vini più antichi della nostra terra, probabilmente è presente proprio da prima che arrivassero i romani, ed è il raboso Piave. Il raboso Piave probabilmente proviene dal Picina omnium nigerrima, così lo definì Plinio, e che sarebbe l'antenato del Terrano, del Refosco, del Raboso e anche del Friularo, che si trova a Bagnoli, in quel di Padova, no? Però nel corso del tempo ci sono state selezioni, incroci, non è proprio il figlio diretto. Come quando parliamo di Prosecco si parla del Pucino, eccetera, però è di derivazione venetico-etrusca il Prosecco. Invece il raboso è autoctono. E il raboso è più autoctono, sì. Il raboso ha meno parentele in giro per il mondo da cui derivare qualcosa. E adesso si è arrivati ad avere quel raboso particolarissimo, invecchiato da un nome orribile. Peggio di così non può essere, Malanotte. È il nome, ma credo sia il nome del borgo, no? Sì, ma non c'entra. No, ma i signori Malanotte sono arrivati dal Trentino a Venezia nel Settecento a chiedere la nobiltà. I dogi hanno detto, paga e te la do. Si compravano i titoli, sì, compravano quella volta come. Quella volta compravano. Conclusione, noi abbiamo un testamento e dei documenti dei Malanotte dove dicono che loro danno il 50% ai loro mezzadri, però i mezzadri dovevano pagare l'affitto delle botti, il danno che le galline facevano, eccetera, non dava più niente in sostanza. Restava poco. E i vecchi mezzadri, divenuti finalmente con la riforma agraria, eccetera, piccoli proprietari, fanno un grande raboso. A chi lo dedicano? Agli aguzzini. Professor Rorato! Allora, però devo dire che il Malanotte è un grande vino. È un grande vino, al di là del nome, il vino è ottimo. Che è folklore, però è grande prodotto. Pierpaolo, ascoltami, ma lavorare con il professore com'è stata? Quindi per produrre questo. È stato un tuffo in questo mondo che lui sa evocare molto bene, molto bene. Beh, scusa. No, perché ci mette una passione, professore, che io ci credo a ste robe. Io che ho 12 anni sono addirittura imbarazzato. Sono imbarazzato. Guarda, io per esempio noi ci conosciamo, però non è che abbia rapporti, però per me il riso della fagiana, per una serie di motivazioni, io ho sempre parlato bene perché è un grande riso. E facciamo anche i complimenti a Paolo di come l'ha cotto, sbaglio? Si è trovato una materia prima eccezionale, quindi non è stato difficile, però se non ci fosse la maestria dietro, la professionalità. Ricordiamo che tra l'altro vi dico questa perché Paolo, tu hai anche il microfono se casomai vuoi intervenire. Paolo si è inventato una piccola cosa, lui ha un piccolo ristorante, un'osteria praticamente, nella periferia di Mestre a Favaro Veneto, quindi un luogo che uno può dire vabbè non ci vado mai in quei posti là. Pensate che
che lui la domenica mette un fuoco fuori dalla terrazza sul marciapiede della strada e è come essere in un altro mondo. Lui fa questo, diciamo, street food e la gente che si avvicina fa Street food, ma per mia zia, no, che cibo non della sa strada, l'inglese. cibo della strada. Lui fa i panini col musetto e il cran a €1 e c'è la ressa ogni domenica per mangiare un panino col musetto. Va a pranzo con €1. Anche Non le solo, trippe, se ma non non sbaglio. solo, faccio la trippa, faccio la pasta ai fagioli, faccio tutte le cose vecchie e le ripropongo la domenica, perché essendo uno dei pochissimi locali aperti la domenica a Favaro, ho detto bisogna che questa gente la facciamo qualcosa girare, da perché mangiare. quando sono arrivato lì 6 anni fa era un po' morta la città. Ma la cosa bella è come fosse, sapete, nelle grandi città che c'è l'uomo che fa i panini con i würstel, professore, oppure gli hamburger. sì. Lui fa invece musetto, trippa e pasta e fagioli, all'aria aperta proprio. E li accompagno con mostarda piccante e rafano grattato Il crank è buonissimo. Verremo trovati sicuramente. E quindi cosa dici, Marco? Potremmo mettere anche il cibo alla portata lungo le valli, no? Potrebbe essere un'idea. Sì, sì, è uno dei nostri obiettivi quello di coinvolgere anche i produttori e di dare lo spazio giusto. Mi sembra che in questa occasione ho imparato anche qualcosa di nuovo da poter portare ai miei colleghi che sono dislocati lungo tutto il litorale, che sono bravissimi a proporre l'ospitalità, ma giustamente devono proporre qualcosa di nuovo. Impegnarsi di più. C'è la necessità Metterci energia. di vendere, girare, Studiare, vedere come fanno bravo. un giro. Curiosare, di comunicare anche la storia nostra. Perché noi abbiamo la Saper materia dare. prima, la materia prima l'abbiamo tutta. Solo qua, guardando qua, abbiamo chi sa fare bene, e qua abbiamo degli esempi con i dolci suoi. Adesso ne parleremo tra l'altro. Abbiamo degli esempi. È possibile fare queste cose fatte bene, è possibile. Tra l'altro mi viene in mente anche come Alberto, dico a Marco, anche Flavio, no? Cosa ne pensi? Si trovano dei posti in zone bellissime del Veneto, magari su una bella malga in Valbelluna, magari lungo una valle, lungo il litorale, si mangia l'hamburger con le patatine fritte. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un'iniziativa, abbiamo aderito a questa iniziativa che è il riso e tocchi, che è un vecchio piatto sì. tipico proprio delle nostre Riso e tocchi. viene Riso e fatto tocchi. con il pollo o con l'anatra. Era piatto unico. Tutto è un grande piattone con il riso. E la versione reale è una minestra, perché La i risotti minestra, sono sì. negli Beh. ultimi 50 anni. Cioè, evapora il brodo e resta il risotto. Una volta il adesso risotto, c'è il risotto non si mangia. c'è la confraternita dei risi e tocchi. Come c'è quella dei radici e fagioli anche. Dove la- la congrega. La congrega, scusate. Non confondiamo. Non confondiamo. Sì, roncon. Roncon, è vero, di Susegana. C'è questa serie di associazioni e di Sì, gruppi sì, sì. che vogliono valorizzare quanto di buono le tradizioni Abbiamo. ci hanno dato. Dunque nel nostro piccolino abbiamo cercato appunto di valorizzare questo piatto, che era un piatto povero alla fin fine, perché veniva fatto anche con gli avanzi, diciamo, avanzi o con quello che rimaneva, poi veniva fatto E fate e viene fatto con in azienda no, fate in azienda no, ma male. ci sono tutti e mi devo attrezzare, professore, mi devo attrezzare, ma sarà un prossimo obiettivo. Bene però. Ne ha avuta per tutti Adesso oggi, però ce ne sono attorno all'azienda di ristoranti, sempre là a Porto Santa Margherita, Caorle, Lungo il dietro litorale. San Donà, che fanno parte della Sono congregazione. andato a qualcuno di questi. Sì, mi pare di che ci siamo Alla visti Fossetta, anche alla Fossetta e fanno tutti alla parte della Tavernetta, congregazione eccetera, del riso e tocchi. Beh, posso aggiungere, quando la Fagiana si attrezzerà in questo senso sarà il baricentro di tutte le spiagge del litorale, convergeranno lì, come già succede nelle zone dei vini DOC. È un piatto più invernale, devo dire, perché Però, ma se le vuoi mai visto. però E rilancerai il corale d'inverno, Alberto. Però sta succedendo oramai da diversi anni che negli alberghi di Jesolo, di Caorle, di Bibione vengono promosse e organizzate delle degustazioni da parte di produttori. Lo fanno a livello singolo. Poi ci sono anche delle associazioni di categoria che organizzano dei mercati in piazza di prodotti La agricoli, di rete prodotti. è importante. Allora, la rete. io vedo in embrione vedo questo desiderio di recuperare la proposta
Perché 10-15 anni fa ci siamo fatti sopravanzare dall'industria dell'alimentare, del catering, della distribuzione. Anche i nostri distributori tradizionali hanno privilegiato prodotti di largo consumo a di basso prezzo. Ora c'è la necessità di riconquistare il buono dei nostri prodotti, la qualità, perché il turista cerca sempre di più qualità. Noi stiamo parlando di località turistiche dove il cliente è popolare, è famiglia, hanno poche disponibilità economiche rispetto a quelli che realtà turistiche, che frequentano i grandi alberghi, i grandi ristoranti, però sono numeri importantissimi. Se posso aggiungere una cosa a riguardo, anche per convenire con Flavio, il cliente turista ciclo amatore o cicloturista da tutte le statistiche è quello che ha anche maggior capacità di spesa, quindi come Adria Bike noi cerchiamo sicuramente di portarlo nel litorale perché riteniamo che sia quello giusto per poter anche spendere. E forse ha più voglia di assaggiare proprio questi sapori nostri rispetto a un altro tipo di turismo. Si parla di turismo popolare, questo è erroneamente considerato popolare perché ci sono persone... Ecosostenibile quasi, no? No, sono turisti che spendono solo per il mezzo magari 1.000-2.000 euro per la bicicletta, quindi vogliono assolutamente conoscere le cose del territorio. È un turismo che dobbiamo prenderci, tenercelo stretto e fargli assaggiare questo ben di Dio. E sono disponibili a girare, quello è il bello, ogni giorno 50-60 km e conoscere le realtà del litorale ma anche produttive dell'entroterra. Certo. Parlando con Mario di tutto l'entroterra che va anche fino a Treviso e oltre le colline, le Dolomiti. A prendere il prosecco? Basta proporgli delle cose, poi la gente è curiosa più di quello che noi pensiamo. Facciamo un piccolissimo break e poi torniamo con un messaggio dolce. Eccoci tornati, vedete che Mario ha tagliato per bene. Sei un grande maestro del taglio, eh? Sbaglio? Esperienza forse? Perché, com'è il detto, buon Mario? La bocca non è stracca, se non sa, da vacca. Quindi prima di arrivare al dolce c'è anche un assaggio di formaggio. Il raboso ci sta ancora molto bene, sì. Mi fai il segno di sì Paolo, vero? Allora, prima di parlare un po' dolcemente di questa parte della zanzega, io lancio il buon Ivo Gallo con il brindisone. A te Ivo! Ciao a tutti da Ivo Gallo, ciao Lele, ciao anche a tutti i tuoi ospiti. Come sempre voi starete banchettando, mentre io andrò alla ricerca di nomi e significati. Seguitemi! La parte centrale della pannocchia, come si chiama? Centrale? Sì. Il torsolo. Torsolo. E in dialetto? Torsolo. Torsolo. Ok. Aspetta, Torso, cosa chiamavi? Non so, c'è il bottolo. Buongiorno signora. Io mi scusi, non volevo spaventarla. Maria, non so. Anche in dialetto? Non lo so. No? Torsolo. Torsolo? E in dialetto? È il torsolo. Ciao. Il torsolo. Torsolo? La parte centrale della mela? Non lo so. Sì, come lo sai? Non lo so. In italiano è? Tutolo. Penaccio. Come? Il penaccio. Mai mangiato una pannocchia? No. Qui che si buttava a far fuoco. Si scaldava la monega, si chiamava. La monega cos'è? Praticamente è un piattino, okay. Mettevamo questi botui scaldi, c'era una specie di contenitore per scaldare il letto. Dialetto non lo so. Non lo so. Mi ricordo più di Veci, ma di Isoni, perché quindi il botto. Brava! Serviva come il tappo delle damigiane da una volta. Ah, come? Dimmi. Qui una volta nei fiaschi o damigiane che c'era il torso della pannoccia serviva per fare il tappo, perché il vino poteva anche respirare attraverso, giusto, quindi diventava una cosa utile. I contadini una volta che ne aveva altro da fare. Come? Scanareo. Ah, questo l'ho mai sentito. Scanareo? Scanareo. Ah, sì? Sì, signor. Non me lo dica? No, me lo dica lei. No, io non lo so. Non lo so. La parte centrale della pannocchia, come si chiama? Non lo so. Sai che pesce è questo qua? Questo è un pesce bauco, poi si è fatto prendere.
Ciao Lele, è arrivato il mio momento preferito, il momento del brindisone. Siamo a Treviso, all'osteria Muscoli. Entriamo. Buongiorno signora, salve, è l'ora dell'aperitivo. Qua cosa si usa a bere? Un'ombretta. Ah, perfetto, un'ombretta. Classica ombretta. Classica ombretta. Sì. Di? Adesso possiamo parlare di Pinot Grigio, ce l'ho a portata e se no ci sono tanti vini. Ah, perfetto, perfetto. Eccolo qua. Stavo proprio mescendo a dei signori. Eccolo qua. Sì, perfetto. E assieme all'ombretta cosa si mangia? Assieme all'ombretta, eccolo qua. Guardi, questo è un bocconcino di baccalà mantecato. Ah, detto il famoso cicchetto. Sì, questo è un famoso cicchetto, poi ne abbiamo diversi, abbiamo più grandi, più piccolini, a seconda di uno. Per accompagnare l'ombra, non deve mangiare di tutto, deve solo sorseggiare l'ombra e mangiare un cicchetto. Giusto per non rovinarsi il pranzo. Ecco, giusto per rovinarsi il pranzo. C'è anche del formaggio che si può dare a pezzettini, è così. Okay. Tra una chiacchiera, un'ombretta vengono servite queste cose. Perfetto, quindi io, caro Lele, ti saluto e come sempre, cin cin! Mario. Rientrati, siamo nella fase finale della nostra festa, della nostra Zanzega. Pierpaolo. Sì, grazie. Prima di sentire la signora Stefania, avevamo piacere di parlare anche nella pubblicità, negli stacchi, di come ognuno interpretava le ricette a modo nostro, no? Ognuno diceva che aveva il suo modo di farle, eccetera. Ecco, questo può essere un invito che facciamo anche al pubblico da casa, dei telespettatori, perché entrando nel sito di Confcommercio Venezia può trovare una sezione dedicata a questo ricettario dove Tra l'altro dovremmo avere anche una schermata forse di riferimento in cui si può vedere dove mensilmente pubblicheremo le ricette che ci inviano da casa. A fine anno faremo anche un evento gastronomico così, di premiazione, diciamo, delle ricette ricevute, e quindi è proprio un'occasione anche per interagire con tutti e condividere questa tradizione. Benissimo. Volendo le ricette della tradizione. Allora, tra parentesi, tra le ricette della tradizione esistono anche i dolci, cara Stefania, tu hai portato qualcosa oggi con i frutti di stagione, ma se dovessimo anche dare un consiglio veloce a una mamma, a una ragazza che volesse farsi domani un dolce e non metterci molto tempo, cosa consiglieresti? Ma ce ne sono tantissimi di rapidi, perché poi una pasta frolla, insomma, si impasta molto velocemente, ha riposato mezz'ora, la puoi stendere e farcire con confetture, con frutta, con cioccolato, con quello che si vuole. Quindi una pasta sfoglia, tipo una crostata mi viene da dire, no? Sì, è una crostata. Ma la pasta frolla si presta anche molto bene, la puoi preparare, surgelare e tirarla fuori al momento che ti serve, non perdi del tempo. Non perdi tempo, non perde neanche il prodotto, perché rimane comunque sempre un buon prodotto. E puoi fare un sacco di cose. Ma poi anche queste tortine sono velocissime. Le tortine, certo. Cioè, sono velocissime. Ricordiamo cosa hanno le tortine, mi sembra il cacchio, sbaglio. Questo qua sì, è zucchero farina, zucchero uova, cioè con un po' di farina, con la polpa del cacco, un po' aromatizzata con buccia di limone, lievito e... Tu questa ricetta l'hai pubblicata anche nel tuo blog? Questa ancora no, questa sì. La torta? L'unica che ho già questa. Questa è una crostata con miglio e pere, con ripieno di miglio e pere. Come la chiamiamo questa torta? Cioè, c'è già ed è questo nome. Ok, quindi noi se volessimo vedere la preparazione andiamo nel tuo blog. C'è la ricetta completa. Dove ti troviamo? Il mio blog si chiama Formine e Mattarello. Formine e Mattarello. Esatto. E si basta cliccare sul... So che c'è una strage di gente che viene a rubarti, stesso buono, le ricette dei dolci. Va bene, va bene. Beh certo, sì, no, il web aiuta anche li ho pubblicati anche per condividere con chi volesse. È la tua grande passione, diciamolo pure. Sì. Quindi se volete approfondire qualche dolce durante i vari periodi dell'anno, stagionali o quello che è, insomma, c'è la possibilità di vedere il blog di Stefania che è Formine e Mattarello. Esatto. Ok, allora noi siamo quasi pronti a lanciare una piccola pausa, adesso addolciremo appunto la nostra bocca con il dolce e poi per chi vorrà di voi, io mi metto dalla parte del salato questa volta, sapete che c'è chi ama di più il dolce e il salato, perché il buon Paolo, professore, ci vuole fare assaggiare le sardines ora. Con uvetta e pinoli? Prendi il microfono Paolo. Due. Microfono Paolo, scusami.
Scusate, entrambe. Perché dicevi che un tempo si facevano senza, no? Fino dagli inizi del 1300 i pescatori uscivano in mare aperto e non avendo la possibilità di avere refrigeratori o frigoriferi, di conservarle, hanno fatto un conservante naturale che era la cipolla. La cipolla, tra l'altro, che ha una vitamina C molto elevata, e lì c'era il problema dello scorbuto che aiutava quindi a assumere vitamina. Preziosa. Esatto. Hanno fatto questa ricetta geniale. Hanno preso la cipolla, l'hanno brasata con mezzo bicchiere di vino di aceto e con un cucchiaio di zucchero. Poi a parte hanno preso le sarde, le hanno viscerate, tolta la testa e tolta la spina fino alla coda, perché la coda serve per tenere i due filetti attaccati. Le hanno richiuse, infarinate e dopo le hanno fritte nello strutto al tempo. Certo. Poi le hanno fatte riposare, e hanno fatto a strati su un tegame di terracotta, hanno fatto... Continua pure, io volevo solo... Le hanno messe a strati, sarde, cipolla, tenendo presente che l'ultimo strato deve essere cipolla. E voglio aggiungere un piccolo particolare. Prego. E credo sia utile che anche i nostri ascoltatori lo conoscano. E perché qui abbiamo uvetta e pinoli come l'abbiamo nello strudel, come l'abbiamo nelle sarde a beccafico, come l'abbiamo nel baccalà alla cappuccina? Perché in tutti questi piatti che nascono in luoghi diversi abbiamo uvetta e pinoli? Perché la risposta è semplice, perché nascono tutte queste culture in Oriente, i rapporti di Venezia con Costantinopoli. Il commercio con l'Oriente. Grande professor Rorato! E quindi siamo ancora debitori per questo, come per le spezie, e per i mosaici bizantini. Ma non si esattamente anche per... Però come lei può insegnarmi, l'uvetta era una cosa un po' più nobile. Sì, dunque, i nobili hanno cercato dava calorie, no? Esatto, se non anche sbaglio, Paolo... da integrarla per la digestione e per l'alito, e per la litosi. Bene, allora noi facciamo un piccolissimo break e poi chiudiamo questa grande festa della Zanzega. Eccoci rientrati, siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata, di questa festa che è la Zanzega, siamo alla terza puntata, già vi anticipo che settimana prossima ci occupiamo di montagne di Bellunese, soprattutto di gelato, perché c'è una tradizione incredibile da quelle parti. Allora, mentre io invito Paolo a guadagnare il tavolo insieme a noi per chiudere questa festa con le sardine sordi di cui abbiamo parlato, e invito altresì Stefania ad affettare questa meravigliosa torta di stagione, vediamo un attimo, caro Alberto, cosa succede nelle risaie del litorale. Lanciamo questo bel servizio che ci spiega velocemente come si produce il riso in Veneto. L'importanza del riso come alimento per l'uomo si perde nella notte dei tempi. Non si è ancora in grado di stabilire con certezza se l'origine sia asiatica o africana. I primi reperti fossili risalgono comunque al 5000 a.C. e sono stati trovati nella valle dello Yangtze. Nel 2800 a.C. l'imperatore cinese Qin emanò un'ordinanza che imponeva a tutti i membri della famiglia imperiale di presiedere alle cerimonie per le seminagioni, riservando a se stesso quella della piantagione del riso. Il riso è una graminacea, le cui due specie più coltivate sono la japonica e l'indica. Il riso Carnaroli, coltivato nell'azienda La Fagiana, è uno tra i migliori risi della varietà japonica ed è quello più gradito e utilizzato nella cucina italiana. Il terreno delle 27 risaie è predisposto con arginature permanenti e una dotazione di canalette e chiaviche che ne permettono l'allagamento durante la coltivazione. Il ciclo di produzione inizia in autunno, quando il terreno viene arato. I trattori trainano grandi lame d'acciaio che tagliano e rivoltano le zolle, esponendole all'azione del gelo, che ne migliora la struttura e le rende più facilmente lavorabili.
Tra gennaio e febbraio si procede ad una affinatura del terreno tramite l'estirpatura. Eccoci ancora in studio e vedo che voi state mangiando le sardelle in saor preparate dal buon Paolo Celotto, maestro dello street food veneto, perché street food veneto è diventato il cicchettaro più importante delle periferie di Mestre. Allora Paolo, vatti a pigliare il gelato, che così anche mi dai il gancio per parlare di cosa parleremo la prossima puntata, cioè di gelato e della grande tradizione veneta. Allora Alberto, abbiamo visto un po' la produzione e l'innovazione che si inserisce all'interno di questa terra dove nasce questo Carnaroli. Naturalmente è impensabile trovarci ancora con le mondine in mezzo all'acqua. Certo. Abbiamo cercato il riso amaro, famoso, tra l'altro girato sempre nel delta del Po. Magari Marzotto che va a fare la mondina. Esatto. No, era mamma di Marta. La vedo bene. Abbiamo cercato di mantenere la tradizione, abbiamo cercato di mantenere integre quelle che sono le lavorazioni, dunque di tutta la fase produttiva della pianta del riso, meccanizzando e dunque ottimizzando i tempi, perché purtroppo si sa anche la manodopera in agricoltura non è facile da reperire. Abbiamo dall'altra parte una miglioria in fatto di macchine, perché la tecnologia in questo ci aiuta. Vi ha aiutati, certo. E dunque ci sono grandi macchine che lavorano surrogate comunque sempre dalla guida dell'uomo, che è essenziale comunque per ottenere un prodotto sempre al top. Dove lo troviamo Alberto il prodotto? L'azienda è aperta al pubblico, siamo in località Torre di Fine, alle spalle di Caorle. Dietro il canale navigabile, per intenderci la vecchia linea litoranea Venezia-Monfalcone, quella che una volta veniva utilizzata per portare fluitavano le merci, no? Che purtroppo non c'è più, si è preferito la gomma intasando le nostre strade. Tutti i giorni siamo aperti dal lunedì al venerdì e il sabato alla mattina. L'orario è l'orario classico d'ufficio, dunque dalle 8 a mezzogiorno e dalle 2 alle 6. Questo se volete vedere quella terra bellissima dove si produce questo prodotto, che oggi è diventato un piatto di Paolo Celotto. Allora, io chiedo chiusura, volevo chiedere intanto al professore cosa ne pensa intanto del risotto, ma ha detto che era buono. Buono. Cosa ne pensa della sardella adesso che l'ha mangiata? Attenzione, molto Paolo. buona, ho già detto a chi l'ha preparata. No, fatta bene. Perché deve risultare piacevole in bocca, non sapere troppo da aceto, non sapere da cipolla troppo, eccetera. Deve essere amalgamarsi bene il sapore, certo. Esattamente. Deve avere un connubio con tutto, un equilibrio tra l'acidità e la dolcezza. Deve esserci l'equilibrio che c'era. Esatto. Se non sbaglio lei ha assaggiato anche un biscotto della Stefania. E poi esagero anche il resto. Anche perché tutto ciò che l'ingegno umano fa merita di essere conosciuto. Certo, e se noi stiamo a guardarlo e non lo conosciamo, andiamo a casa ignoranti. Perché essere ignoranti quando possiamo istruirci? Istruiamoci. Io credo che purtroppo la gente a casa non può assaggiare né il formaggio, né i dolci, né le noci, né le sardelle. Abbiamo mangiato un casino oggi. Allora, no, abbiamo mangiato questi prodotti, non quello che hai detto tu. Moltissimo, devo dire. Chiedo venia, professore, chiedo venia. No, questo formaggio, 2 parole volevo sentire. È un formaggio latteria. Questo è un classico formaggio di latteria, che è stato il primo formaggio nato e prodotto dalla latteria di Soligo nel 1883. Perché? Perché allora il formaggio si faceva in casa e quindi producevano i formaggi freschi come la Casatella. Quindi 130 anni fa? 130 anni, ma perché? Stagionato. Ma perché è dolce? Perché abbiamo selezionato nell'arco dei 130 anni, abbiamo mantenuto la stessa ricetta e si sono selezionati quasi inconsapevolmente, perché poi si assaggia e dire mettiamo da parte, sì è così, la partita giusta, sono selezionati dei fermenti che determinano quel gusto di dolcezza anche a 15 mesi, lo possiamo mangiare anche sulle scaglie, a scaglie e va bene. Sì, perfetto.
Basta. Allora, noi siamo quasi arrivati proprio alla fine, io inizio a fare un giro di saluti e poi Paolo ha avuto questa trovata per chiudere la nostra trasmissione. Allora, io ringrazio Marco Oss, che ci ha parlato ovviamente del litorale, Grazie. della bellezza delle valli che abbiamo così vicino alle nostre case, presidente dell'Adria Bikes Hotel. Poi ringrazio Alberto Bastianello dell'azienda agricola La Fagiana. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio Giancarlo Potente della cooperativa Il Noceto e del suo meraviglioso prodotto. Grazie di essere stato ospite alla Zanzega. Ringrazio Stefania Dalla Pria che si occupa per passione di dolci e di dolcezze. Grazie. Ringrazio Flavio Ineschi che ci ha parlato brevemente ma in maniera molto efficace di Caorle e della sua realtà storico-culturale. Grazie di essere intervenuto. Ringrazio, sbagliando sicuramente il cognome, Pierpaolo Dall'Agnola. Grazie dell'ospitalità. Grazie di essere stato con noi e fai vedere un attimo a favore di camera e ricettario, perché entrate nel sito di Confcommercio Unione Venezia e troverete questo bellissimo lavoro fatto grazie anche all'intervento prezioso del professor Rorato. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Mario, che dire, ritornerai credo, perché dobbiamo parlare di latte, gelato e quant'altro. Per noi è un piacere. La Tria Soligo sarà ospite ancora con noi nelle prossime puntate. Spero anche voi vogliate tornare insieme. Tu Paolo tornerai un'altra volta, magari col musetto? Beh, io vorrei che veniste a trovarvi voi da me. Grande Paolo, a proposito di Sardegna Saor, cosa diceva un tale? Allora, un tale di nome Carlo Goldoni nel 1755 ha fatto una commedia in 2 atti e su uno dei 2 atti recita: Grillo, senti fio mio, tolè la sportaletta, voggio che andè da bravo a farmi una spesetta, in pescaria che se del pesce in quantità, ma dito sioracate che io lo da a buon mercà, e un po' che de sardelle vorrei mandar a Tor per cucinar subito e metterle in saor. Grazie a tutti, la Zanzega, alla prossima puntata, sabato sera alle ore 21 in diretta, tutti i sabati, poi noi torniamo anche domani, che è domenica, alle ore 16:30 in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e in Veneto, le nostre bellissime regioni. Ciao, alla prossima, grazie a tutti, la Zanzega, ciao!